Siamo qui per mandare un segnale chiaro al governo che il problema di Acciaierie d'Italia deve essere risolto, deve avere un ruolo strategico per questo Paese. Una cinquantina di lavoratori hanno partecipato al presidio davanti alla sede di Veneto Lavoro a Mestre per lo sciopero nazionale proclamato in tutti gli stabilimenti Acciaierie d'Italia ex Ilva e lanciare un messaggio al governo ma anche alla regione. Vogliamo che anche la regione sia parte in causa di questa partita, si deve interessare dei lavoratori che abbiamo nel nostro territorio che vivono costantemente con 1.000 euro al mese, ma soprattutto anche per provare a trovare delle soluzioni per l'incertezza del loro futuro. I lavoratori Ilva sono da anni in cassa integrazione e invece di diminuire questa cassa integrazione, come è successo recentemente, hanno fatto un accordo hanno fatto una richiesta di cassa integrazione senza accordo con il sindacato per aumentare le ore di cassa integrazione. Questo vuol dire ridurre ancora di più i volumi di produzione. Qua a Marghera abbiamo una cinquantina di addetti, per quanto riguarda invece l'intero gruppo gli addetti sono 20.000 indotto compreso, stiamo parlando di intere comunità. Noi chiediamo che ci sia un intervento dello Stato, questa azienda deve avere finalmente un futuro e a queste famiglie bisogna dare delle risposte. Sono 13 anni che passiamo amministrazioni straordinarie e commissariamenti, serve che ci sia un intervento dello Stato, un intervento decisivo. I sindacati hanno poi incontrato l'assessore regionale al lavoro Valeria Mantovan che si è impegnata nel sottoporre la questione dell'Ilva veneziana al governo.